Eccoci qua, ben ritrovati a tutti quanti voi. Parliamo con l'FNP CISL, avete capito, di invecchiamento attivo. Lo facciamo spesso perché è un principio basilare, deve diventare un principio cardine fondante di tutta la nostra esistenza, chi è più giovane, meno giovane e chi è già anziano o grande anziano, per arrivare alla tarda età, più lontana possibile, nel modo migliore. C'è però anche tutta una parte di carattere normativo, di inquadramento anche di fattispecie normative che sono state costruite, che è molto importante perché consente non solo alle persone di arrivare a una tarda età con uno stile di vita adeguato e in buono stato, ma anche di avere dei supporti per quel che riguarda la sanità, il sociale e tanti altri aspetti che sono molto importanti, perché da soli non si va così lontano. Per parlare di questo abbiamo il piacere di riavere qui con noi in studio Tina Cupani, ben ritrovata, segretaria generale FNP CISL del Veneto. Grazie. E naturalmente Maria Trentin, FNP Veneto, rappresentante dei sindacati dei pensionati nella consulta regionale per l'invecchiamento attivo. Ricordando quindi, segretaria, che esiste, lo diciamo sempre però a forza di repetita iuvant, no? Le cose ripetute alla fine si comprendono, che c'è una consulta per l'invecchiamento attivo, non è solo un parlare, dire bisogna invecchiare bene, vero? Sì, c'è una consulta che la cui emanazione viene da una legge regionale, quella del 2017, cioè per far capire e sottolineare anche l'importanza dell'invecchiamento in salute, che i nostri anziani comunque abbiano ben definiti e ben indicati percorsi per arrivare in un'età più adulta, in vecchiaia, in una situazione di benessere. E quindi noi abbiamo da questo punto di vista anche una regione che ha definito una legge regionale che in collaborazione anche con il Dipartimento Prevenzione della regione definisce piani triennali, ma la stessa regione ha un piano quinquennale 2020-2025 sulla prevenzione. Quindi prevenzione, invecchiare, stare bene, stare in salute è un obiettivo che ha la nostra regione e è anche all'interno comunque di una direttiva dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che arriva da lontano 2002, ma anche di normative europee che richiamano al percorso di invecchiare bene, di invecchiare in salute. E è importante perché, come diceva lei, si diventa sempre più anziani, si va più avanti con l'età. E per noi sarebbe fondamentale arrivare mai alla non autosufficienza. Quindi se noi cominciamo a ragionare fin da subito, a seguire anche quei percorsi che la Regione all'interno del proprio piano di prevenzione ha definito, informarci su questo, andare per esempio anche nei comuni che sono parte attiva nella realizzazione di questi piani di prevenzione. E quindi dipende anche da noi informarci, essere dentro, cercare di capire cosa ci offre la nostra realtà comunale, cosa ci offrono le associazioni, che anche le associazioni collaborano per essere di supporto alla realizzazione di questi percorsi di benessere, di salute. Ricordo che non è solo un benessere fisico, lo è anche, ma anche un benessere psichico e quindi una vita sociale attiva, tenere attiva la memoria, non stancarsi mai di imparare cose nuove, perché lo diceva una dottoressa l'altro giorno, il cervello si nutre di novità. E quindi noi dobbiamo leggere anche le istruzioni dell'uso del telefono, noi dobbiamo imparare come possiamo attivare un servizio di accesso online alla sanità, dobbiamo sforzarci di farlo perché ci manteniamo noi digitalizzati anche dentro un sistema, ma manteniamo sempre il cervello attivo, perché le malattie dementigene, quelle tipo Alzheimer, quelle insomma devastanti per quanto riguarda la persona anziana, si possono prevenire anche attraverso percorsi di questo tipo. Assolutamente. Come valutate come sindacato questa legge del 2017 e tutto quello che ne è stato successivamente? Cioè è sufficiente, è un buon passo che è stato fatto dalla Regione, si poteva fare diversamente, di più? Che giudizio date? Si può sempre fare di più,
Però è una regione che da questo punto di vista ci ha messo l'impegno. Noi abbiamo avuto contatto con il Dipartimento Prevenzione della Regione Veneto e attraverso un percorso anche di condivisione di obiettivi da gestire insieme abbiamo messo in relazione le nostre sedi delle FNP territoriali con gli uffici prevenzione di ogni singola ULSS per definire insieme cosa si può fare, che percorsi si possono attivare affinché l'invecchiamento attivo diventi la quotidianità nella relazione fra ULSS e cittadini nella nostra regione. Quindi è una regione che investe su questo, che ci crede. Noi abbiamo anche conosciuto le funzionarie della regione, veramente persone che hanno a cuore il percorso per quanto riguarda la prevenzione, perché invecchiare bene vuol dire anche prevenire non solo da un punto di vista sanitario, ma prevenire anche da un punto di vista di stili di vita. E quindi noi troviamo da questo punto di vista una regione attenta. Si può sempre fare di più, ci vogliono anche risorse, magari di questo parlerà anche la mia collega, perché comunque ci sono dei finanziamenti rispetto a dei progetti che si dedicano a questi percorsi, però è anche i nostri amici anziani che si devono tenere anche informati, e le associazioni del territorio da questo punto di vista offrono anche tante opportunità. Il sindacato riteniamoci in casa. Brava. Il sindacato stesso offre degli aggiornamenti su qualsiasi cosa, per cui questo un po' rispondendo a tante istanze che ci vengono fatte dai telespettatori che ci seguono e ci telefonano. Chiamate il sindacato, queste delle domande che vi vengono, chiamate, vero? Le persone sono in tutta la regione, e quindi possono aiutare da qualsiasi punto di vista. Anche giustamente lei segretaria diceva i comuni, che cosa deve fare il comune e che cosa posso chiedere io anziano se ho dei problemi al comune, ma soprattutto a chi, perché poi tanti magari non si possono muovere, dicono ma io a chi mi rivolgo, chi chiamo, cose molto semplici. Certo. Non sapete cosa fare, il comune non risponde, voi chiamate la sede del sindacato FNP CISL del Veneto e chiedete io ho questo problema, a chi posso chiamare? Molto molto semplicemente. C'è peraltro, segretario, un piano regionale di prevenzione del 2020-2025. Sì. Di cui non eravate proprio felicissimi, però qualche risultato può sortire. Sì, è un piano che in qualche maniera va forse più a rilento rispetto a quelle che sono le nostre aspettative, perché noi vorremmo che fosse più incisiva come azione nel territorio. Però credo che il percorso, insomma, con alti e bassi si stia facendo. Quindi questo è un punto questa fisso. Ultima possibilità, lo ripeto, che abbiamo avuto di incontrare i referenti di ogni singola ULSS e avere quel contatto diretto e di vicinanza, di prossimità, ci ha aiutato molto. E quindi da questo punto di vista, insomma, la regione, la percezione che abbiamo avuto noi è che è un percorso in cui le funzionarie, le addette nella regione Veneto ci credono. Questo è importante. Si chiama comunque Vivo Bene Veneto e promuove il movimento e sicurezza in ambienti di vita. L'esperta qui eccola qua, ecco l'esperta. La mia collega. Esatto. Allora io chiedo intanto alla regia di mettere della slide sui pilastri dell'invecchiamento attivo, visto che entriamo proprio a gamba tesa su questa questione qui, perché ci sono dei pilastri fondamentali. Sono importanti. Esatto, sono importanti, per cui li vediamo insieme. E a questo punto do la parola a lei, eccolo qua. Io riprenderei il ragionamento che si faceva adesso sulla questione del piano di prevenzione regionale. È un malloppo grossissimo che ha comportato un lavoro enorme, anche perché va detto, va riconosciuto, anche di lavoro comune tra diversi dipartimenti, conti sanitario, assistenza, e quindi un lavoro corposo da questo punto di vista. Io credo che
apprezzando il lavoro che è stato fatto e anche l'impegno che la Regione mette, i funzionari mettono per la divulgazione, io credo che il grosso limite di tutto questo lavoro sia proprio la difficoltà di metterlo a terra nel territorio, ossia farlo diventare patrimonio comune. Allora, da questo punto di vista qualche tentativo lo stiamo facendo noi, lo stanno facendo le ASL, le USL, e io credo che per esempio i cittadini possano attraverso i loro comuni sollecitare questi interventi, o se anche sanno attraverso i distretti. Certo. Faccio un esempio banale. Uno dei pilastri della prevenzione sono i vaccini. Infatti li rivedevamo prima lo vedevamo prima. C'è stato un grande boom dei vaccini nel tempo del Covid, c'è stato poi un allentamento. Quindi noi avevamo fatto qui una puntata su quali erano i vaccini che servivano alle persone anziane. Se serve si può anche riprendere, però io credo per esempio che andare al distretto sanitario e chiedere io che vaccini posso fare, o anche dal proprio medico sollecitare, questo diventa una prevenzione importante, perché previeni malattie che poi possono essere dirompenti. Io le chiedo quest'altra cosa. Un esempio. Benissimo. Abbiamo però l'alimentazione, l'attività fisica e lo screening. Lo screening sono sensibili tutti, perché è importante. Ti chiamano, perché da questo punto di vista la Regione è molto attiva. E questo è perfetto. L'alimentazione e l'attività fisica cosa vuol dire? Allora, l'alimentazione vuol dire che sei attento a quello che mangi. Ma cosa c'entra la Regione o il sistema? La Regione, prevenzione vuol dire avere cura del proprio corpo. Ma ci possono essere delle visite? La Regione ha progetti su questo. Nel piano regionale di prevenzione tu trovi la prevenzione sulla ludopatia, per esempio, sull'alcolismo, sulla questione del cibo, cioè cosa fa bene, cosa fa male, cosa può mangiare un diabetico, che è un'altra cosa importantissima. Importante. Poi cosa trovi? Trovi quanto fa bene il movimento. E quale movimento? Quindi quale movimento? La Regione si sta spendendo anche sul trovare occasioni di adattare il movimento alle varie età. Quindi a me, che ho 70 anni compiuti, non vado in palestra a far muscoli, come fa invece la segretaria, per fare un movimento adeguato che mi permetta di mantenere il mio corpo armonico nel senso di muovermi bene, di non avere acciacchi. Quindi se sappiamo che ci sono queste opportunità, ci sono degli altrettanti diritti, quindi io ho anche diritto di essere seguito con dei percorsi, giusto? Ecco, da questo punto di vista ritorniamo sulla cosa che dicevo prima. Probabilmente c'è un gap tra tutto il lavoro che è stato fatto in Regione e le possibilità che il piano dà nel calarlo nel territorio. Quindi mancano chi allora per esempio, anche dei comuni c'è una responsabilità. I comuni potrebbero essere più attori di quello che sono rispetto a questo, creare occasioni di discussione. Lo facciamo noi come associazione sindacale, però voglio dire, se il comune mettesse in campo, magari con l'assessorato ai servizi sociali, dei percorsi mirati su questo, io credo che sarebbe proprio una buona cosa. Bravissima. Ma allora il singolo cittadino che ci ascolta, la signora che ci ascolta, assessorato ai servizi sociali, che dice non è stato attivato niente. Cosa c'è per me? Cosa c'è per me? Noi non abbiamo le persone per attivare questo, oppure è stato attivato per un'altra categoria ma non per persone. Ma sono percorsi di informazione, non è che sono... Ma può venire al sindacato e dire andate avanti voi? Certo che sì, ecco, perché noi li chiamiamo gli agenti comunali, sono nostri
i nostri operatori fortemente preparati e formati, che ai tavoli con i comuni, agli incontri con i comuni, cercano di avere conto e di chiedere conto rispetto anche a tutte queste azioni che il comune deve mettere in piedi, percorsi che deve attuare per supportare tutto il percorso dell'invecchiamento in salute e l'invecchiamento attivo nella logica delle prevenzioni. Quindi se loro si rivolgono ai nostri uffici non solo avranno le risposte, ma daranno anche un'occasione in più ai nostri operatori sociali di intervenire sul caso e anche per dare un attimo un sollecito al comune perché si muova rispetto ad alcuni percorsi. Quindi i nostri sono a conoscenza che ci sono i progetti. Se il singolo anziano si reca nei nostri sportelli e chiede chiarimenti, laddove il comune non si è attivato, i nostri possono chiedere il perché, possono farsi insomma voce presso l'assessorato affinché. Io volevo un attimo, siccome si era ragionato di alimentazione, fare una sottolineatura perché sono casi che si sono verificati di malnutrizione in anziani, che si va sempre più registrando in questi ultimi tempi e che magari emerge solo nel momento di una malattia un po' più accentuata, di un ricovero, ma che è una malnutrizione non, e qua si collega tutto il percorso dell'alimentazione e della prevenzione che deve mettere in atto la regione. È una malnutrizione che è legata anche alla solitudine, all'essere da soli, a dire beh, mi arrangio a mangiare con questo, e quindi anche qua quella rete sociale che aiuti gli anziani a non essere soli, con le associazioni di volontariato, noi che abbiamo anche l'Anteas, mangiare insieme ad altri, avere qualcuno che in quel momento lì ti aiuta a fare la spesa, ma non perché ne hai bisogno, ma perché ti aiuta ad acquistare le cose che ti servono. E quindi anche qua, per esempio, noi abbiamo l'Anteas, che è un'associazione di volontariato, i nostri contatti nel territorio sono tantissimi, e io invito qualche anziano, e daremo anche qualche indicazione ai nostri, di avere più visibilità rispetto a questa azione di contrasto alla solitudine. Infatti, no, ma è correttissimo, perché proprio è la solitudine che dà anche come conseguenze la malnutrizione, che io mai avrei pensato in situazioni nel 2024. No, è verissimo, ha fatto benissimo a sottolinearlo. Torniamo su questi temi, abbiamo un attimo di break pubblicitario. Se sia un secondo, pubblicità, qualche secondo, restate con noi sul 19, i temi sono molto importanti, a tra poco.